Sbadato e incauto, distratto al punto di non preoccuparsi troppo di dove ha messo le mani dentro l'istituto di credito di Piazzetta Lombardi, ingenuo al punto di lasciare ben in vista alle telecamere un tratto somatico distintivo. La polizia è convinta di essere sulla pista giusta e di poter risalire la china per rintracciare quanto prima il bandito solitario che ieri pomeriggio ha terrorizzato i clienti della Veneto Banca puntando un taglierino al collo di una donna. Proprio la madre della ragazza a chiamare il 113 a permettere ai poliziotti di arrivare in pochi istanti e avere immediatamente un quadro preciso della situazione. L'uomo di mezza età ha inforcato con facilità la bicicletta, forse il mezzo con il quale è arrivato in piazza. Certo è che conosce bene la città, lo dicono i nastri visionati dalla polizia e lo dicono anche gli esercenti della zona che hanno fornito dettagli utili alle indagini. L'assalto di ieri pomeriggio intanto ha fatto infuriare il vice sindaco che oggi alza la voce chiedendo ai tutori dell'ordine uno sforzo maggiore. Sono tempi molto difficili e bisogna stare molto ma molto in guardia. Svegliarsi e dormire poco. I motivi dell'arrabbiatura sono presto detti. Non è possibile che un rapinatore su una bicicletta abbia via libera e venga a spadroneggiare nel centro storico. Quindi richiamo all'ordine tutti quanti. Secondo il vice sindaco, che ha intenzione di mettere nero su bianco il proprio disappunto, questore e prefetto devono implementare la sinergia e la sicurezza in città.